Siamo pronti, Francesco, siamo pronti. Ci siamo pure in lives. Siamo appena andati in live. In lives. Live. Tate Smeralda. Ti voglio bene assai. Up all night. Tell me why. Buscavamo ieri, mai. Perché? E penso che viene su Twitch, non so buscavamo ieri. Perché? Che ne faccio? Forse un po' non può andare vicino al computer. Può essere. Che ne so. Sei uscito da poco dal Covid, Francesco, ciao. Ti sei decovidizzato da poco e quindi devi ottemperare ai tuoi doveri. Ci sta. Se metti pronto, facciamo anche una partita perché... Pensavo aspettare Pep. Pensavo che mi aspettare Pep. Ok. Di solito i 10 minuti di Peppe potrebbero essere anche parenti a 40 minuti. Va bene. E il set Francesco, bravo. Vabbè, che può fare? Sit for the eye, I can fit him at me. I grab by my side. Don't come to the sun. Manuel! Amaronna, aspettate. Manuel! Beh, tiene un Prime scaduto, fa rinnova l'abbonamento, i work. Work bastardo. Oh, Francesco è venuto pure qua a Twitch, guarda. Hai visto che grande uomo di palle. Mamma mia. Uomo dalle palle quadrate, madonna mia. Tiene proprio palle. Chiunque di noi avrebbe desistito. In effetti. Oh, magari stiamo simpatici pure ieri, come sa? Scala pure Valorant, brava, Francia, è una serie che sto facendo insieme. Tutti a giocare a Valorant. È difficile, un po' difficile. Infatti non ci giocherò mai. Oh, una giallua da musica, manco mo decido, mannaggia. Non te lo posso dire che io non la sento, tanto. Lo so, per dire. Il Palle palo sta... stanno già la taglia. Perfetto. Mi sembra corretto, mi sembra. Ma dopo il maiale di Peppe se rinnova il Prime che ce l'ha attivo e... Non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Vincere lo scudetto di cartone. Bravo. Come scusa, sei andato pure tu, sei andato. Che cosa? L'allert. No, l'ho letto, tanto. No, perché guarda, cartellino del Napoli quando qualcuno si fa l'abbonamento. Veramente, non lo sapevo solo. Te l'ho detto pure, quando fa una cosa che io... È bello che parte a palla, cioè mi distrugge le orecchie. Fa proprio... bisogno nel cuore. Fare i soldi col canale Twitch. Sì, voglio morire allora. Oh, chi è? Ma no, vicino. Stai per sparare mo. Sta da cagnare? Come sta da cagnare? Vabbè, ma scusa, ma vuoi venire o no? Ho capito, hai fatto l'abbonamento, tutto che le vuoi Sta cagando. Sta cagando. Beh, stai cagando. Stai cagando. Hai cagato? E chi le ha detto aspettate? Ma chi le si sta cagando? Non diceva aspettate, scusa. Porca madonna! Morto andando. Mi hanno sparato in Daphnes. Ci sta, ma è riscattabile che punti canale quello, Giuseppe. 28. Vince, me lo dici come se potessi fare qualcosa. Lo so, ma io te lo dico lo stesso. Mi fa piacere, però. Sto provando ad organizzare un attimo l'attentato. Mangiami sotto.
Mannaggia Gesuale che lo porca bastardo, no? Francia, ma se tu non ci hai mai giocato, ma all'inizio devi prima capire come va. È molto tattico come gioco Valorant, non è Call of Duty, cioè, capì? Non conta. Cioè, tu puoi fare pure 40 kill a match, però non è quello che conta alla fine vincere i 13 round, capì? Poi magari se una volta giochiamo insieme ti spiego meglio. Abbiamo un sogno nel cuore. Viviamo anche a buffet. Siamo quasi morti, Anto. Aspetta, vieni qua. Anto. Non sparo, sto coso, non sparo. Perfetto. No, t'hanno frenato. L'unica cosa di Valorant è che ma tutti inglese non capisco nemmeno lo. Beh, è l'inglese però, francese, parla tedesco, non parla inglese. Il tedesco è più facile dell'inglese, Anto. Non penso. Molto più facile. Tecnicamente è più facile pure dell'italiano l'inglese, però comunque. Anto, non scherzare. Non scherzo. Allora. Per non parlare del cinese, è ancora più facile del tedesco. Sì. Allora. Prendi pannogatta. Fai tutto ta 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 ta. Botanica dove entrare in testa e ci scordate pure l'italiano. Potenza napoletano, basta e avanza. Francesco, ma ti hanno spodestato da bit leader. Perché ieri è arrivato un ragazzo e ha donato più bit. No. Ma forse per sto mese, vero? No, con la leadership dei bit in generale. Bit leader. Perché vedevo uno strano stemma vicino al nome suo. Dice, ma che cazzo, pagina vista buona a 2. Dice, non riusciva a leggere. Non posso pigliare sto lanciarazzi, non posso pigliare. O spengono 1000 euro e diventa bit leader. Bravo. Fallo sto investimento, dici. Il tempo che piglia stipendio, Francia, ma stai pari anni. No, sto pazziando. Era per dirtelo perché non vedevo. Cazzo, lo stemma vicino. Ma nessuno vi obbliga mai, figurate, Lo stemma della cireale. Bravo, stemma della fragolese. Lo stemma della serrana. Lo stemma della pergolettese. Sì, ma ero dove arriviamo. Uno camion ci sta avvicinando. Ma non penso che mi convenga. Ed è il migliore di tutti. Sarò con Peppe. Allora. Sarò sotto Peppe. Quello hanno usato pure. Vedo. Dicesti, senza manca l'occhio picchiagner. Ma ci avrei. T'avere tu. Fammi venire a casa, già capito? Puttane mamma! No, non mi vado a te. Oh! Ma tutto a posto! Secondo me non sta andando. Ma hai visto che mi hanno combinato? Vanno distrutti. Ma non ho parole, veramente. Sì, voglio però non ho parole, io veramente. Vai Anto, vai Anto! C'ho 15 di vita, se mi sparano sono morto.
Che la fa? Cioè stanno accaniti sti piezzi e merda. Peppe non è arrivato un cazzo. Che te mi accetta? Non è arrivato niente. È arrivata solo per te. Accetta richiesta. Poi arriva. Vieni in lobby. Torno alla lobby. Accetta richiesta. Prove Lantern Trials. Ma registrati per le prove Lantern Trials per completare sfide e ottenere ricompense del gioco, compresi un emoji con una copertura e un dorso decorativo. Ma che è? Lantern Trials. Ma come la fotti in effetti? O dorso decorativo. Io tengo dorso decorativo. Che è successo? In 4 mesi sono padrino di battesimo, 4 matrimoni, uno di questi mia sorella che dovrò fare da testimone. Beh. Cioè praticamente tu pigli lo stipendio e fai così. Io straccio. Pigli lo stipendio a picciolo. Mamma mia. A piccialle. Bella e buona, una mia cugina si è ricordata che mia cugina mi ha invitato al matrimonio. È convinta che ci ama. Ma è pazzo. No, ma non mai vista in vita mia questa, è convinta che va con matrimonio su. Ah, tu ci vai, te stai pure zitti, capito? Io, sembrerei sordo per ci va che mangia a sbaf, tengavere. Tu vai e non ci porto regalo, Eh? Tu vai e non ci porto regalo. No, ma lo stavo per dire una cosa che non posso dire. Non sono un nomade a questi livelli. Ma poi come si permette, ne manco morto. Non ho capito, volevi dire un zippizziante come a me e sbagli. No, una parola con la Z, ecco. Un tuo zuccolone. No. Non sei uno zebedeo. Più o meno. Vi devo dire, mi devi dire. Vi devo dire, ti devo dire. Vi devo dire. Che tra l'altro quel video, quel meme, cioè è uscito ma è vecchissimo perché era ancora molto chiatto quando... Sì, è bellissimo. Ma quante perle ha lasciato? Fra, ma non lo so, ma io non lo... Sua... Ma io non lo so perché non l'ho mai visto in vita mia un video suo, però... io ne conosco invece parecchie perché lui è stato la prima vittima dei YouTube Poop che Vincenzo mi ha... che Vincenzo Napoletano mi ha mandato di un casino ed erano tutti su Ciccio Gamer, quindi queste cose si portavano già tipo 5 anni fa. Vabbè, i meme sì, però dico, cioè, se mi devo mettere... vado sul suo canale a vedermi un video, non mi è mai capitato. No, buon, in realtà neanche io. Sai, più che altro ogni tanto seguivo qualcosa di... qualche live che faceva di Fortnite perché... No, era divertente, perché stava ingoiato. Sta ingoiato, però lui si crede fortissimo. Pure perciò fa paria. Ma io non sapevo mancare stai casata stia. Ma chi sta mano vedrà là? Ma dove stanno sti tipi? Il Covid è venuto in anticipo, Frange, un buco. A rimanere è venuto in anticipo. Ti devo dire. Serrato? Vi devo dire. Cosa botto o no? Non lo so. Non morbevo cazzo a me no. Oh, tengo i lingotti al massimo. L'ho finito pure. Mi pushano. No, sto scherzando. Ci sono un altro. Però quello non è bot. Vende il pompa blu questo qua giù, Lo sento qua giù? Chiamo ultimo il tempo di fare l'arma, però ma l'ho potenziato. Mamma che schifo. No, non è quella, però è una cosa che non si può dire su Twitch. Zoccola si può dire a Twitch, Francia. Zoccolo. Ok, ne abbiamo ucciso tipo i bot e questi sono quelli forti. Non abbiamo esatto, che non ci hanno strappiato. Me ne ha già accorto. Fa buona, prima e dei guardi. E la seconda? Guarda da questa, ma che stiamo usando? Ma muore contro noi, ha fatto quelle malattie e poi perde come l'imbecille. Insomma, vero. Bravo.
Sarò con Pep. Na 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 na. Abbiamo un pisello nel cuore. Vaffanculo coglione. Sì, purché lavorino gratis. Chef Borghese disposto a ospitare 3 bambini ucraini nelle sue cucine. Ah, il meme. Il meme. Pensavo fosse me. Oh, no. Ah, ma io pure sta inguaiato, pure killato. Ah, boh, ma si dovrebbe pure capire tutto quello che ha detto, cioè, bisogna capire no, lo perché... so. Cioè, perché quello è l'estratto di un articolo, ma sa da capire però che effettivamente Kai... No, mi faceva un discorso che in realtà sta in piedi, che lui dice se no, tu stai però a zero e ti devono insegnare il mestiere, ci sta che non vieni pagato all'inizio. E quello è Aiuto, quello che facciamo già tutti in realtà. No, Esatto, in realtà no, perché no. solo in Italia è sta cosa, perché in Italia all'estero ti pagano anche se ti insegnano il mestiere. Questo è vero. Sì. Quindi in realtà è una cosa tutta italiana, che noi accettiamo così com'è, ma in realtà non dovrebbe essere così. Però per alcuni lavori ci sta, Antonio, tipo per esempio per dire... No, ma non ci sta solo nella cultura italiana, Peppe, non ci sta. Perché se tu vai a dire una cosa di questa a uno svedese, a un finlandese, a un americano, quello che vuoi tu, ti ridono in faccia, perché pure hanno uno che fa l'apprendistato, il tirocinio, lo devi pagare. Tu mi vuoi dire che in America questa cosa non esiste? No, ma sì, all'estero... Anto, ti fermo perché quello che dici tu esiste solo, sono d'accordo all'estero per i laureati. Punto. Ma io sto parlando della laureata. No, io parlo del lavoro in generale. Che riendo, cazzo. Perché se parliamo per i cuochi è una cosa logica, cioè no, logica no, normale. Lo so, però ci sta. sì, ma pure un tirocinante penso che dava il bulletto a fine mese, cioè. Quindi boh. Mamma mia. Per me non ci sta tanto, secondo me. No, allora, perciò dipende dal contesto, da quello di cui stava parlando. Se lui parla di a volte anche ragazzi, dipende dalle situazioni. Quelle guaglioncelle che va bien affaticare. Ma che stanno i guaglioncelle che vogliono cominciare a fare i fotografi, che non sanno fare niente nella vita, non vivono da soli palesemente. Ho capito. Scendono e vogliono essere pagati 50 euro al giorno. Anto, a te sembra normale? Fra, per me il salario minimo dovrebbe essere obbligatorio per legge, quindi per me sì. Vabbè, diciamo, non ci possiamo capire su questa cosa, perché... ma purtroppo no, perché il fatto, l'articolo si scaturisce dal fatto che non si trovano più ragazzi a lavorare. Ma scusa, ma i ragazzi non devono venire a lavorare se non li fanno. Cioè... Perché non è che tutti quanti sono un baro mestiere, cioè... Borghese devi pure capire che chi va a fuoco cameriere non è che può fare che in da vita, magari va a fuoco cameriere solo perché da fatica e basta. Anto però dove vai bene, stiamo parlando di cose diverse, perché dipende da chi si va un baro mestiere e chi no, perché chi va in cucina penso che non sa niente, qualcosa deve imparare. Se tu parli di livello di camerieri, allora è un altro discorso, cioè capito? Dipende dalla tipologia di lavoro. Cioè, è anche questo è logico, è normale che io sono il primo a dire che la gente non deve essere pagata, la gente deve essere assolutamente pagata. Sì, ma il contratto di apprendistato, ma il contratto di apprendistato che esiste per legge. Quindi per te è logico, è assolutamente logico che io che mi sono fatto magari un culo così per 20 anni, tra virgolette... Ma non è che devi prendere gli stessi soldi tuoi, attenzione. Io non ti sto, ma tu non ti sto, perché qua parliamo solo di soldi a livello, diciamo, di moneta, ma io ti sto anche dando tutta la mia conoscenza, che vale molto di più. Ma infatti tu, a parte quella, ho capito, ma a parte quella conoscenza, tu dovresti comunque darmi indennità, perché la conoscenza non mi va a cattuppare una mattina, capito? Ma io l'indennità te la voglio dare, ma se... allora. Se hai 18 anni non ti posso dare il minimo sindacale, che il minimo sindacale per un part time è 800 euro. Ti voglio bene. Se tu non vieni e non sai un cazzo, non ti posso dare 800 euro. Ho capito, però allora... Ho capito, però allora tu non puoi neanche giudicare il ragazzo che dice allora non vado da te, vai a cercare una cosa. Ma io assolutamente non lo giudico. No. Io assolutamente non lo giudico. No, invece Borghese invece diceva questo, che non trovava personale a lavorare perché volevano essere pagati. Ah, ma veramente la gente vuole anche essere pagata per lavorare. Lo sai perché lui si lamenta di questo? Perché la gente vuole essere solo pagata, e ti assicuro, ma in realtà non vuole lavorare. E te lo posso assicurare perché sono mezza vita. Io ti voglio pagare, ma la gente non è genio.
No, fra, ma tu genere non genere, comunque anche se non lavora, poi alla fine tu lo puoi, hai la causa per licenziarlo. Però se tu, anche se lo fa senza genere, ma il suo lavoro alla fine lo fa, perché non hai sta papà. Cioè, non c'è capito. Il 90% dei lavoratori fa fatica senza geni, perché comunque nessuno fa il lavoro che vuole fare. Ma questa cosa vale solo nelle aziende. Per le professioni, ciao France, buonanotte. Per le professioni, non voglio dire solo la cucina, ma per molte professioni non si può lavorare solo per lavorare, non si può fare il minimo sindacale, ci vuole almeno un minimo di passione, altrimenti come si fanno a fare? Cioè, quello che dici tu, ma fuoco cameriere, che passione hai, posso capire, vicino? Cioè, capito? No, ma tu, cioè, chi le dà per i piatti? No, ma tu non ti rendi conto di quanta gente fa il lavoro anche di cameriere per passione, perché gli piace la ristorazione? Sì, ma pochi, cioè, la maggior parte però penso che fa perché da portare cosa di sottaga. Sì, vabbè, ma al di là della questione di fare il cameriere, io non ti posso parlare della ristorazione, ma ti posso parlare del mio lavoro. Come fai a dire voglio venire a fare il fotografo solo per fare qualcosa? No, ma quello. Ma allora, il fatto è la tua professione è già più specifica. Se tu vai là a fare la cosa, là ti devi piacere per forza. Però invece, in un lavoro che tu dici stai mezza via, è una cosa più normale trovare, che ne so, fare il cameriere, fare il lavapiatti, fare queste cose qua. Capì? E tu che mi chiedi che ti pago in esperienza per fare lavapiatti, ma fa ridere. No, capisci? quello no, quello no. Allora, perciò a me Borghese mi fa ridere quando ci se ne esce certi stronzate, cioè. Ma io non so se lui è stato specifico nelle, diciamo, quando ha detto di chi cercava, onestamente. No, lui ha detto che parlava di cucina, No, se parlava di cucina, per me vale il discorso che ho fatto io. Se parla di sala, allora sono d'accordo con te. Per me non vale nemmeno là, perché comunque, anche se sta imparando, non è un grande chef quello che tu prendi. Se tu lo prendi, gli vuoi insegnare qualcosa, a parte che lo chef non ti insegnerà mai un cazzo, perché non ci sta mai in cucina, soprattutto gente come Borghese che ha avuto il culo nella vita, e quindi dall'alto del suo culo si può giudicare gli altri che si muoiono di fame, però va bene. E comunque, cioè, quelli che insegnano gli altri in realtà i suoi sottoposti, cioè quelli che già lavorano in cucina, quindi già Borghese questo discorso non lo può fare, però vabbè. Non ho capito. Perché Borghese prende uno nel suo ristorante, non so manco dove lo tiene, a Milano, secondo te un baris o un bar là che gente a fatica al capo cuoco di partita e quant'altro? E quindi questo non ho capito, cioè, mi sono perso, cioè, che vuol dire? Questo come per che vuol dimostrare dire? cosa questo? Per dimostrare che è inutile che parla senza avere cognizione di causa, cioè kill. Tanto ti assicuro che per come ragiono io, chiaramente non a 30 e a 35 anni, perché... E poi pure un ragazzo, aspetta, fammi finire, stavo finendo un attimo una cosa. Pure il ragazzo, no, che va in cucina perché magari gli piace veramente cucinare, no, e tutto il resto, e vuole imparare. Però, cioè, un minimo qualcosa gli vuoi dare o no? Cioè, comunque va a venire... Un minimo ci sia. Un minimo per forza, sì, non è che tu, ok, mi dai la tua conoscenza e te ne sono grato, ma mo già cioè, che faccio? Vaga a casa e quello che non posso nemmeno mettere in pratica la cosa che mi hai insegnato, perché a roba per i soldi per accattare gli alimenti non ne tengo, ma tutto a posto. Cioè, nel senso, vince. Beh, no, scusami, tu di prima quello che volevi dire e poi ti rispondo io, magari. No, ma io, ragazzi, io sono d'accordo sul fatto di dare un minimo, di dare una sorta di almeno di rimborso spese. A parte poi questo discorso è veramente troppo ampio, perché come la stessa cosa quando io andavo a fare il tirocinio dagli avvocati, la stessa cosa, no, per dire. No, ma lo so, allora, il concetto è sempre lo stesso, nel senso che io sono assolutamente d'accordo che deve esserci un minimo, come è assolutamente d'accordo che la gente deve essere pagata, ma è un discorso, anche il minimo va dato chiaramente con un accordo per 8 mesi, per dire, tu vieni 8 mesi, i drong X mese giusto per, diciamo, giusto come rimborso su, c'è gente, voglio. Ma il tuo discorso quindi è già diverso da quello di Borghese, che Borghese invece sono inesperienza e basta. Volevo arrivare a dire, porca madonna! Porca madonna! Porca madonna! Errato un altro, 2 atterrati. Il mio è un bot, però non c'ho l'arma io, mannaggia di... Aspetta, rossa. Non ho l'arma! È rossa? Ah, ah, l'ho trovata. Aspetta. Merda. Allora, il mio discorso sicuramente è diverso, cioè dico bisognerebbe poi vedere le cose nel complesso generale, bisognerebbe anche capire se lui effettivamente Shamaron muore. Ha proposto qualcosa a qualcuno, non l'ha mai proposta. Però per esempio ti parlo a livello personale, poi magari io sbaglierò, no, perché però è una cosa che io ho già fatto nella mia vita. Cioè se io veramente voglio fare una cosa, non è detto che io da quella persona ci devo passare 10 anni.
Però se veramente voglio fare una cosa e mi piace quel lavoro e so che quella persona mi può insegnare qualcosa, io anche 2 o 3 mesi, se pure quello non mi dà niente, io ci vado. Lascio perdere capo, se non mi continua a dare niente, io ovviamente vengo, perché dico, a dopo 3 mesi magari mangio imparato, dico, sì, ma io mo sto a fare qualcosa, perché non mi paghi? Se lui continua a non volermi pagare, allora è un uomo di merda e quindi me ne vado. Allora vedi che ci troviamo ma ci troviamo nello stesso discorso, perché allora, il discorso che fai tu è un discorso di sacrificio che uno è disposto a fare per il proprio futuro, e io ti sto ponendo però la cosa non specifica ma a livello generale, perché a livello generale non va bene questo discorso, perché c'è chi ci sta chi vuole fare il sacrificio e va bene, perché se tu vuoi fare quel sacrificio per fare quel determinato mestiere, per come che ne so, può essere il fotografo o pittore, l'artista, le cazzi n. Allora, se tu hai la possibilità di fare questo sacrificio e magari non riesci a pretendere niente, buon per te. Però questa non deve essere una cosa specifica, non può valere come discorso generale per tutti, capisci quello che dico io? Non ho mai detto che deve valere come discorso generale. Ma infatti non sindaco quello che hai detto tu, ma quello che dice Borghese, perché lui ne faceva invece un discorso generale, capisci? È vero, no? Questo è vero che gli faceva un discorso generale. Vabbè, non lo sapevo, sono d'accordo che non può essere generalizzato e deve essere generalizzato chiaramente sia per tipologia di lavoro. Vabbè, perché io fai conto, io voglio fare il cuoco nella vita, no, Borghese mi prende, io nel curriculum un giorno scriverò che ho fatto l'apprendistato da Borghese e vale qualcosa. Ok, però quella non può essere la mia sola moneta, perché nel frattempo io purtroppo non si vive solo di quello. Può essere un vanto e quant'altro, però nel frattempo io, anche se sto imparando, comunque ti sto anche dando una mano in cucina, ok? Come la stessa cosa ti stavo dicendo, io che ho fatto il tirocinio, e Peppe te lo può confermare tramite ditti dagli avvocati, che non abbiamo mai percepito una lira. E io non sapevo fare l'avvocato, no? Giustamente, perché una cosa è studiare a scuola giurisprudenza e una cosa è fare l'avvocato. Sono proprio 2 cose diverse. Ok, tu mi vuoi insegnare, però nel frattempo, mentre io sto là, tutte le pratiche, le cose, gli atti e quant'altro, te le ho scritte io. Io mi sono rotto il culo ad andare avanti a Napoli, a Salerno, ad Avellino, a tutti i cazzi di cosi, avanti e indietro, a benzina, a me nessuno mi ha mai pagata. E se non tenevo qualcuno alle spalle, una famiglia e quant'altro, ma io come facevo, scusami? E quindi anche se volevo imparare il mestiere e quant'altro, e magari volevo fare quello nella vita, io come facevo ad andare avanti se nemmeno il minimo contributo per rimborso spese mi davano? Capisci quello che dico io? Perciò non può essere un discorso generale quello di Borghese. Ecco, quello che dico io, il discorso che fa Borghese ha senso per me quando c'è proprio il ragazzino, ma parliamo tipo di 14-15 anni, che vuole andare a fare il falegname. Lì poi dici, vabbè, non gli fai niente, perché sta imparando il mestiere. È sempre se ha qualcuno che le copre le spalle. È sempre se qualcuno gli copre le spalle, perché magari per un ragazzino, magari stanno pure i ragazzini 15 anni che hanno già una famiglia, per la certo, che hanno problemi, vabbè, sì, pure sicuramente. Raga, sono assolutamente d'accordo con voi. Io sto dicendo che chiaramente lui parla così e non lo sto assolutamente giustificando, attenzione, non ci da me, figurati. Uè, GG. Ma lui parla così perché chiaramente, secondo lui, ed è un discorso che riesco a capire, se tu vai da lui, vai chiaramente, è come quando vai da uno chef stellato, tu vai comunque che non lo è, però. Lui c'ha solo il nome, Anto, perché Anto, ascoltami, ho detto è come se andassi da uno chef stellato. Allora, può non essere stellato, ma non può dire che non puoi dire che non ha un ristorante di alto livello a Milano. No, però se l'è costruito col nome, se l'è costruito. Vabbè, ma se l'è costruito. Se l'è costruito. Un giorno, se uno vuole fare il fuoco di alta cucina, va là, sì. È per dire che teoricamente lui ragiona che se qualcuno va là è perché comunque vuole imparare. Chiaro, se arriva la persona di 30 anni e subito farà un discorso del genere. Però perciò io sto semplicemente dicendo, sì, lo so, però con voi. Però la cosa mi fa molto ridere, Vince, perché ci sono ristoranti, diciamo, fallo venire parlare, però fallo venire con una parola, una frase sana. Aspetta, intanto sto chittando sangue Casif, non so se avresti d'accordo come par tu. Lo so, infatti sto abbastanza indietro. No! Macchina di merda! Io penso solo che purtroppo il discorso non può essere ovviamente generalizzato, ma deve essere purtroppo fatto a seconda delle situazioni e dei lavori, anche delle situazioni proprio di chissà che ci fa H, invece se ne in safe. Ma mi stanno pushando, ragazzi. Prova a venire a prendere. Sì, così.
Come ti stanno pushando? Mi hanno pushato, giuro. No, mannaggia Incredibile, ti. io non ci credo. Cioè, quello mi ha aspettato. E mo quando pigliai. Atterrato. Solo telefono andare. Riesci a pigliare la scheda? Sì, ma farne prima kill che è atterrato a vicino. Ecco qua. Vediamo. L'ho fatto. Ma Ma poi non la so se... persona volevo fare sti discorsi, ci mettiamo in live, facciamo just chatting, ci mettiamo. Ah, boh, che fa? Cioè, capi? No, in realtà sono serio, Anto. Probabilmente. Aspetta! Beh, per un secondo. Vai. Direttamente a creata 6. No. Non provate con me. No, al fondo caso. Ma che è Stone Age qua? Da quando in qua c'è sta Stone Age? No, Peppe, è venuto caso, la roba. Su. Se trovano un medikit che non volessi sprecare splash che tengo. Mi si troviamo. Tengo un po' di spray solo. No, Dina Dille, penso che troviamo un medikit. Si stanno. Fammi recca. A noi. Comunque, Eccolo. chiaramente. Che succede? Svici? No. Ha aggiunto un bot, ha aggiunto. Qualche cuscino. Ah, ma non... No, non si è rotta la tazza. Ciao Rafael. Tanto mu. C'è una jump qua che ho preso. Ma sto andando a piedi, beh. Con quanto ti dicevo, giusto, vabbè, ma giusto per chiudere, chiaramente noi abbiamo idee anche totalmente diverse, anche per il percorso fatto, cioè chiaramente... Esatto. Ma Lo non stavo sono dicendo diversi. pure io, bravo. Fra, ma non sono diverse le idee perché stiamo facendo la stessa cosa, solo che Esperienze. tu la fai a livello specifico e io ti dico che però il discorso generale non va bene. Capì? Sì, sicuramente, però io ti dico sono anche un po' diverse perché io per esempio sono comunque convinto che senza purtroppo all'inizio, beh, però parlo sempre all'inizio, parlo sempre tra virgolette in tenera età, ovviamente, non parlo in età adulta perché No, ti piace? parlare di certi discorsi in età adulta sarebbe idiota. Appunto. In tenera età, però per me tenera età significa anche intorno ai 18, non per forza proprio tenera. Se chiaramente vuoi fare fino ai 20 anni per me pure, per me. sì, massimo fine ai 20. Chiaramente se non fai un po' di sacrificio, certi risultati non li ottieni. Chiaramente questo, come dire, per me è assolutamente veritiero se tu non sei laureato e vuoi fare un determinato mestiere o lavoro, e quindi secondo me un po' il culo te lo devi fare fino a 20 anni per capire e imparare. Poi dopo è chiaro che bisogna guadagnare, perché per forza. Se sei laureato, veramente il discorso già un po' cambia, secondo me. Anche se non ti laurei a 20 anni. Quindi. È bianco quello là. Però il discorso che invece facevo io sono d'accordo con te. È tutto il fatto di farti il culo e quant'altro. Ma farsi il culo non significa anche morirsi di fame, capisci quello che ti dico io? No, ma per sono me d'accordo. una cosa minima, giusto anche perché comunque la maggior parte di questi a cui insegni il mestiere una mano comunque te la dà. Che te la dà. Perché magari tu mentre gli insegni le cose, magari gli dai tutte quelle mansioni che magari a te rompe il cazzo fare. Aspetta un attimo che ci piglia Peppa. Tanto più o meno scivola. Ah no, c'è gente qua. E poi tabù. Poi a me, stavo dicendo, a me Borghese fa ridere perché ci stanno ristoranti che tra l'altro, perché in realtà questo discorso ovviamente non lo applicano tutti, anche chi si comporta civilmente. Io conosco gente nei ristoranti normali, non stellati, e quando che la gente viene pagata normalmente mentre gli insegna anche il mestiere. E lui, che se lo può permettere a livello economico molto bene, se lo può permettere, ne fa un discorso come che pare che si puzzi di fame, cioè capì? Pare proprio ridicolo. Tutto qua, però vabbè. No, vabbè, ripeto, cioè alla fine
super giù, ripeto, super giù siamo anche d'accordo. È chiaro che possiamo avere delle sfumature di pensiero diverse, non è una cosa molto logica. Te l'ho detto, io ti posso fare l'esempio di quello che è successo a me quando sono andato a fare il tiro C. È la stessa cosa. Lo so, Anto, però lo sai. Se non tenevo qualcuno alle spalle, vince, uno come fa? Anto, io lo so, però il problema è che la questione degli avvocati in Italia è una questione molto particolare, perché quello è una sì, casta lo so. chiusa, lo sai meglio di me. Lo so. E proprio si sa che hanno venito pavate, che è una cosa ovviamente lo so, però ed è questo il discorso che ti dico io, che il fatto che una cosa si sappia in Italia e se la si dà per scontata a me dà fastidio. Cioè, perché in realtà non dovrebbe essere così, Anto, capisci? Ma su questo siamo tutti d'accordo, soprattutto perché tranne Borghese però. Ma non è vero, ma secondo me, ripeto, ma non perché me lo sto difendendo, ma chiaramente lui ha fatto un'intervista relativa al suo lavoro e a come la pensa sul suo lavoro. Penso al suo lavoro, però ha scelto le parole sbagliate. Esatto, Oppure di trastronzato, perché si è generalizzato è chiaramente un coglione, e questo è poco ma sicuro. Allora, se intende il tuo discorso posso pure capirlo, se invece è generalizzato è sbagliato a parlare, se invece intendeva quello che diceva è stronzo perché ha detto una stronzata. Queste sono le opzioni, purtroppo. Alla fine. Perché purtroppo c'è, per quanto riguarda il suo lavoro, è una cosa logica. Cioè una cosa logica che è assurdo. Dopo aver studiato 5 anni e essersi fatto un culo della Madonna. Non dico che mi devi pagare 2000 euro al mese subito, però quantomeno. Comunque le statistiche comunque parlano che i giovani italiani sono quelli meno pagati d'Europa e forse del mondo, quindi è che non ci volevano le statistiche. No, perché nel Mali non ti pagano se vai nel Mali. Vabbè, quindi lasciamo perdere. Ma nel Mali a parte che questa è una cosa molto razzista, perché tu del Mali non sai niente e quindi magari là li pagano e tu non lo sai. Io, mio caro, ci sono stato nel Mali quando tu stai ancora nella pancia di tua madre. Peppe, è inutile che ne parli Mali. Peppe, in che regione dell'Africa si trova il Mali? Nel Sudafrica orientale. Ma non è vedi sulla cartina. Nel Malawi, mandami nel Malawi. Non faccio manco sei in Africa, ma là. No, voglio, però cioè, ma come fanno a prendere le armi prima? Io mangio tutto cazzo stasera. Poi io non c'ho niente. Errato uno. E voglio, prendono le armi prima. Io continuo a non trovare niente. Lui non penso che accetta Vincenzo, però se vuoi gli riferisco l'offerta. Errato un altro? Che cosa? Detto Luigi, detto che ti dà 200 euro se gli dai l'account. Però visto che dopo che hai dato 5 anni, io non penso che vale 200 euro sta account. Non penso proprio. Bravo. Fa sto discorso ma ci si devoto come a merda. Faccio batto, mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo, speriamo che il Borghese si sveglia verticale. Andate a lavorare tutti gratis, non rompete i coglioni. Bravo, meno male. Sì. Poi quanti mi fa a me a casa il Borghese? Bravo. Lo cucina Voto 10. Dai, che sta facendo a Juve merda, Juve merda? Vince. Sta vincendo? Quanti ne sono di là? Vabbè, la Coppa Italia, vicino. Ma perché la Juve ha da vincere questa Coppa Italia? Oh, guarda, sta l'Inter in finale. Non è detto che la devi vincere. Allora, ok. Ma non lo può vincere la penalità. Io quando muore questo? Qualcosa in testa. Gesù mio. Grazie, è il bubuno. Il bubuno. Lì, ma vediamo, non lo chiedere sempre però. Luigi, chiedelo quanto vuoi, non ti preoccupare. Manuel! Basta, la prossima devo vincere. Vi ho già spiegato che per giocare con noi ci stanno o il riscatto con i punti canale, oppure quando decidiamo di fare una serata creativa con tutti quanti. E se no, se entra su una stasera...
Stasera ci sentiamo poco creativi ma molto borghesi. Bravo. No, perché sennò 3-1 posso giocare con voi e mi fate la schifo. Poi 3-1. Non va ci. A essere sì a tutto quanto. Guarda ste cazzo di fragole. Ah. Ma che è sto? Ah, il seme del limone. Il seme del limone. Il limone! Ma perché ha giocato pure Udinese Salernitana? Ah, recupero. Recupero. Ha vinto pure la Salernità. Ha vinto? Sì. Oddio, non ci credo. E io che cazzo si salva la Salernitana, eh? Andiamo tutti. Perché hanno fatto tutti i linguacchi. Verdi al 93esimo. Ah, io mai penso che Nicola si salva Salernitana, poi deve andare per a Mondo Vergine. Ma poi chi scende? Scusa, non scende la Salernitana, chi scende in Serie B? Cagliari, Antonio, speriamo il Cagliari. La Cagliari si salva sempre. Porca puttana. O c'è Genoa. una squadra, un'altra squadra in destra. O Genoa sicuramente. Gli altri Che due, bello, boh. mamma mia. Ma secondo me anche il Venezia, io cioè, il Venezia non sta ingarrando niente più. Era partito benissimo però il Venezia. Ma veramente non sta ingarrando niente. Ah, boh. Poi vale sempre la mia logica, a me me ne fotto proprio se morono tutto quanto rimane, mi fa sempre più piacere. Sto bene, Raffaele. Ah, meno male che siamo accesi qua, che non ci scendiamo mai. Bravo, Lo so ragazzi, mi è venuto in mente adesso, sono contento di averci pensato. Raffa, a te tutto ok? Mannaggia la Cristo in croce, ecco. Mi sto baule. Mi mando lanciarazzi. Raccogli, difendiamo. Qua scendi sempre, qua scendi sempre perché per dare i circuiti di gioca. Ah, mo capisci? La mitragliata stinga. Ah, mo capisci le ode allora. Bravo. No, Vincenzo! Vince! Provoca, cioè, mi hai sfunato il re. Questo lo dite voi però. Perché a te no. In realtà sì anche a me. Allora. Mo capisci però. Mo capisci. Che è successo, Rafa? Che è successo? Chiama Vatter. Ci c'è PC. No, cazzo. Ma chiama a mettere mano in culo. Già maronna. Wow, è Natale. Oggetto casuale, non c'è che fa. Oggetto casuale. Come diciamo, Raffa, che è successo? Ma si frava la sapane ceras. Bah, io non capisco. Oh lama! Non capisci? Fatta la para pistola, ma è stato fatto tutto il bordello. Ah. Oh, ma si la nervatura. Ci sta pure il barilo. Ah, buono Raffaele. Quelle teniamo tutto qua. Che cosa? Piccole discussioni con la raga. Vabbè, stavo per dire una cosa. Ti do un consiglio, Raffaele. Qualsiasi cosa, anche se tu hai ragione, chiedi le scuse e si risolve. Ah, sicuro, cioè. Tanto Forse. Raffaele, tanto tennero ragione loro, ti puoi sbattere quando vuoi tu. Cioè, alla fine sempre loro tennero ragione. Eppure pure se tiene torta, t'aggira in modo tale che alla fine comunque tiene torta tu. Esatto. E quindi chi te ne torto? Io non ho capito. Vabbè, tu. Grazie.
Quando è l'ultima volta che hai avuto una discussione con Maria e sei uscito tu vincente, beh? Stronzata. 2013. Un po' di tempo fa, quindi. Solite voi, per me è ieri. Stavo cazzo bloccato. C'era che fosse cazzo blu. Infatti è quello che sto facendo. Sesso, droga, rock and Questo è roll. no, che no. Ovviamente non ditta a pietà. Ovviamente non ditta a pietà perché poi alla fine è peggio ancora. Però decide. Cadda fa sto marron. Vabbè, ma tu sai meglio che guaglione non deve essere né troppo da un lato né troppo da un altro. E quindi fuori dal letto? Nessuna pietà. Ecco allora. Ci abbiamo risolto. Fuori dal letto diventi papà. Ah io, non penso. Ma che cazzo? Cazzo deve essere dentro, scusi. Appunto. Magari ragazzi, lo fanno in piedi. Vi posso dare la fantastica notizia. Sei andato. Sei diventato padre. Praticamente. Auguri, vince. Praticamente sì, perché sono stato notaio oggi. Cazzo. E abbiamo ufficialmente aperto Can't Stop Club SRL. E quindi ormai che diventavo papà. E come lo chiamate, mo creatura? Allora. Peppe fu padrino. Peppe fu padrigno. Fu padrino. Questo per fare il padrino è un po' strana come cosa, però ok. Si può diventare socio al massimo. E che faccio? O ricuttare faccio. Allora, via che ci serve per trascendere la società, non ti preoccupare. Posso parlare? Mani alzi, porta la colazione. Trimestrale, degli utili. Mani mi alzi, gli porto la colazione. Adesso mi porto un cornetto pure a me, raga. Guarda, se domani mi alzo ti porto la sera. Guarda, se fai questa cosa, penso che guadagni parecchi punti. Il campionato, Peppe, così si vincono gli scudetti ormai. No. Dopo il 2006 così funziona. Non rubando le partite contro la Juve vincendo 1-0 senza giocare. Esatto. Ho detto dopo il 2006. Circuito John Cash. Barrett, Legend, Mario. E non ho bisogno di più niente. Non penso te lo lascia, Vince. Invece ti lascio queste se le vuoi. Sono 4. Chiamatello uno con un culo. Bravo. Un culo e uno in bocca, effettivamente, ma non trovo Barrett da quando è uscito la prima volta là. Nutella, ma non va bene. Perfetto. Mi tengo il mio fantastico cecchino verde. Io tengo la giornata, quindi sti cazzi. Vado al Candy. Ci sta Crono. Te ne vai in Canada, non hai capito dove vai? No, in Canada ci va solo Insigne. Me ne vado al Candy. Beata vista, mamma mia. Vedo un chipster. Ma i carri armate? Le hanno ridotti il numero. Infatti, non vedi che non è più Our in Donbass qua. Infatti ci stai pensando. Infatti adesso li trovano solo gli altri. No, ma sono tipo 2, una cosa del genere, 2 o 3, una cosa. Ti merda tutta la mappa, Ma pare pure una cosa logica, cioè stiamo più carri armati qua che in Ucraina, cioè mi dissocio, però è vero. Antonio. Un attimo tutti. La gente muore. Vincedit, Raffaele, vuoi portare uno cornetto? Sì, grazie Raffaele, marmellata di albicocche per favore. Buono. A me è così mi piace. È buono infatti. O vuoto. No, vuoto, marmellata di albicocche. Come vuoto? Wow, vuoto, se è fatto bene il cornetto ci ma se è fatto bene è buono, sai perché ripieno, no? Non so se ti rimasti 1800, ma nel metodo la Nutella, proprio di. E infatti aggitti la Nutella a me. Però voglio la marmellata di albicocche. Anche se in realtà se posso scegliere. No, non fate i fighetti. Ma sta cosa, ma mangiate la Nutella e non parla. No, la crema marena è buonissima, mi impazzia proprio. Però uno che mi piace proprio assai, però non lo fa quasi nessuno, è quello a doppio cioccolato, bianco e nero. Ti piacciono sempre i creaturati,
È buono, io che già fa? Oh, ma manca il terzo chipster qua. Ma come hai fatto a notare? Lo sai che la maggior parte dell'automobile crema marene in realtà. Come vogliano Ma notare? non stanno i chipster, vai giù. Stanno No, tutti eccolo qua. vicino. Fra, ne ho preso uno e l'altro Vedi non che lo li riesco a dovresti trovare. vedere sulla mappa, beh. Fra, io a me non è. Ah, eccolo. Uno Sì, sta sì, qua, quelli ora poi sto io, escono. Anto. Non Quello è il escono mio che ho subito. preso. Ah, questo mi l'hai preso. Di fronte Sta là, là? sta là, sta là, sta là. E uno dove sto io, se non l'avete preso. Ma io ce n'ho mai comunque. Non lo volevo mettere, anzi. Dolce No, o salato? Dipende dai gusti della tua ragazza. Dolce o salato, dipende. Brava, Rafe, fa una cosa, invece un porto cornetto a marmellata, porti un bello cornetto con provolone salsicce e piccante e friariello. mortadella. Anche se c'è Freila, ma mi è venuto fame. Anche a lei friarielle se vuoi. Mamma mia, tanto, mo' in casa tu. Stanno già pronti i dati. Ma Che non fai a l'hanno casa, fatto. sei data purtai. Ah, già portato. Ah, già purtai, ah, già portato. E Freila mi muovo. Per friarielle se no. Ah! Di là. Ho sbagliato. E Ariel. Friariella senza sasicci. Ma mi ha sparato. Cavolo. Oh, si chiede papà, ci pure c'è anche incredibile. Crema marina fino all'amore. Vedi che Luigi pure capisce. Luigi pure intendi tu. Ah, lui hai visto? C'è messo il titolo che meritai. Buonasera Ale. Perché noi siamo persone che ascoltiamo quando ascoltano ascoltando. Ale, Raffaele hanno pari problemi di cuore, dagli un po' di consigli, tu che sei navigato ormai. Anche se ha 14 anni, però vabbè. E dove navighi? Ha navigato poco poco. Vabbè. Navigato, battuto, dove stronzo. navigato? Nello Ionio. È Navigator. Navigator. Nello Ionio è Navigator. Nello iodio. Nello Nello io. Iodio è Navigator. Io non ho capito, devi spiegare in inglese. Così capisco meno. I swim in the sea. Vincenzo. Uè. Ti chiamo Vincenzo? A volte. Ma perché non piglia un virus tra Ebola e raffreddore, una cosa del genere? Covid. Eh? Covid-19. Covid-29. Io penso che mi ha acchiappato tante clipac non faccio che muovo ci ha messo tutto il botto, l'altro sta nessuno. No, magari sono asciugati. Proteggi Sei per. sotto tiro. Ma come cazzo ti permetti? Fra, hai appena fornuti a parlare, ma ti rendi conto? 8 conti rientro. 132 a quello. Non che push up, se niente. Rafa, vedi porno. Il consiglio dall'estero. Vabbè, stai solo tu. Peppe, stai solo, mannaggia Cristoforo. Non l'ho ucciso però. C'erano gli amici purtroppo. Ma perché aiuto solo tu, posso capire? Quando se lo facciamo noi. Ma se lo facciamo noi sta cosa, no? Vicino come a jump però. È vero, hai ragione. Chi c'è? Vai! Madonna! Non mi costruisce, ma che cazzo fa sto gioco di merda? Anto un pompa di merda che spara un colpo solo. No, Fra, non mi costruisce! È perché stai là sotto, hanno già messo loro la scala, come fai? Mi piace sia dolce che salato. Vabbè, secondo me allora dolce, perché la mattina. Oh, per me è dolce. Cioè, comunque non è tanto forte, quindi si può pushare secondo me. È uno solo, l'altro l'ho atterrato. Anche se io penso che tu abbia atterrato quello che avevo ucciso io prima, che l'hanno curato, Accurato, vabbè. Te l'ho detto. Però Peppe, però Gesù Cristo e la Madonna, ma perché vai solo tu? Perché era solo, io ho visto che era solo, gli altri sono spuntati da dietro la roccia. Ma non chi solo tu? Quando mi ho visto mai? Infatti pensavo di averlo atterrato e stavo costruendo. Ma bello e buono sto gioco, io non fa costruire più, ma che cazzo sei? E me lo do. Ma che problema te? Ma sono 4, ah no, è la guardia. Manuel! Volta che hanno assunto. Manuel! Prova di Manuel.
a Salernitana, se vince la prossima partita e deve recuperare, va a 3 punti dalla zona salvezza. Wow, ma a me sai quando cazzo me ne... Sti pisciaiù. Effettivamente. Oh, però è lì c'è fritte che fanno a Salerno speciale. Appunto. Io magari la fa con sto pallone. Giocate di cavalli, se no che cazzo campate a fa? Oh no, per. Giocate con cavallo. Che cazzo fate nella vita? Nella vita, veramente. Cioè, grandi perle di saggezza che noi all'età vostra abbiamo ricevuto. Quando sei inguaiato Kill? Ha perso i soldi, tutti i soldi, chiude mezza una vita, tutta la famiglia. No, mio che palla, che mo danno più soldi in uso. Ma dici tu, no, perché devi sapere che quando eravamo un po' più giovani ci andavamo a giocare di nascosto le schedine. A un certo punto stavo questo posto dove 5 la domenica andavamo, sei mio, Russo, Pep, vabbè, ma tutto quanto. Poi mentre noi stavamo facendo la fila per giocarci la schedina, bello e buono, stava questo. Che bello e buono, si gira verso di noi, nessuno gli chiede niente, nessuno gli ha chiesto niente, si gira verso di noi e fa... Fa questi schedini, voglio giocate con cavallo, se no che cazzo fate nella vita? Ottimo. È tutto... Mi sembra ok, vabbè. E lì noi commettiamo il nostro più grande errore, il più grande errore della nostra vita, quello di non giocarci cavallo. Ragazzi, ma noi vi ascoltiamo, suggeriteci titoli e noi li metteremo. Bravo, così non devo manco pensarli, voglio. Consigliatemelo. No, domani forse non ci sto. Quello, forse, ho detto forse. Vabbè, forse manco io ci sto. E allora. Domani forse... Andò a fare il fenomeno. Schifo. Lo pallone a 30 anni. Scusami Antonio, perdonami. No, quanto per me. Cioè, porti veramente disonore Anto, a tutta... ma sangue di Dio. No, porti disonore a tutta la categoria, te lo merita. Cioè, a una certa età bisogna fare i porci a fare la panza sulla poltrona. Ma la panza è troppo rossa. Ho capito, una partita non te lo risolverà. Gente, è un secondo. Vedi un attimo da me che ci fulliamo. È un attimo perché ho cronoma accisa. Sei capace di farti anche una suora. Dipende dalla tipologia di suora. Sì, è buono. Se consenziente soprattutto. Guarda che non è corretto quella. Certo, è la prima cosa qui. Oggi non vi aspetti più. Sta qua. Prego. Ma quando mai ci hai aspettato per fare sta cosa? Ma che è? Allora! No, fake Scema e merda. Mi sicuro che dice la macchina annanzi non se ne manco cazzo. Troppo. Sono pure sul lato, ma chi mi gli luce? Chi me chiede? Se faccio questa cosa. Lo sapevo. Ma dove stanno i compagni chiste? Come cacci? Oh loco, i mannaggi gesuali che porco bastardo, no? E fotografia all'uato, però ha saputo mettere. Uno è craccato, stanno là. Ho capito. Io non ne vedi però. Troppo tette stanno. Però che mira in merda che fai. Manuè! Ovviamente. No, fin di materiale. Hai atterrato quasi uno. Fin di materiale.
Che merda. Ah, boh, fai bucchinata squadra. Tu cazzo. No. 172 a 1. No, Non è venuto chi si maga a culo, maronna mia. Guarda che materiale. Oddio, ma erano due squadre comunque di nuovo, ma che palle. Via, 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 via. Oh, Nicola Light. Che succede? Che la Salernitana si salva, vado a piedi dal Papa. Come fare? Oh! Porco Dio! No! E mo? Che gli state per te? Allora, che la safe sta da parte. Che te ne fotti? Oh, stai andando buono per la safe. E ma ci piglia skate? Ah, che te ne fotti? Tu devi vincere solo tu. Certo. No, ma ci piglia skate. No, guarda. Ecco. No? Devi andare a prendere le schede senza le bombe e poi scappi con le bombe. Il problema è Sì. come... Il problema è che secondo me stanno ancora là. La solitudine... Che è successo? Parlano con altra gente. Che dove leggerle? Legge un attimo a Vicenzo a Pep perché sto un attimo occupato. Ok, uno. Che le Vicenza? Salander. Là non so. La macchina sta a destra, stai a posto. Te ne ganasce. Una ganascia, sei sicuro? Sì. Sì, hai ragione. Qua dentro non c'è. Ah, vuol dire 3 metri, prima di te. Oh, la macchina l'hai? No, no, no. Poi ho fatto qualcosa di incredibile. Se non muori adesso sì. La stanno qua. Non mi conviene andare là. Ecco qua, camion, perfetto. Il fatto è che si fa pure il suo Alessi. Che sta già letto prima. No, 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 no. Mi pingate un posto dove posso rianimare. Vicenza è No, morto. ma dobbiamo andare di qua, secondo me. Se è ancora dentro il camion del delibio quello è meglio. Anzi, in realtà ma- anche se non è dentro, se è fuori è meglio perché toglie poco e tu hai 3 medikit. Ma Vicenza è morto. Vincenzo sta cominciato un solo e sta vincendo, ha fatto già 36 kill. Incredibile. Perfetto, guarda l'ho calcolato, che fenomeno. Hai visto? Incredibile. Che fenomeno. No, cioè, io veramente non me li merito 100.000 euro in bitcoin, no? Bitcoin. Fai 100.000 bitcoin, è un po' meglio. Cioè, un po' difficile quelli però. Ma chi le crede? Un bot? Sì, hanno un bot. Fazzi volete qualche arma. Ma che 5 bot? Non farmi loro, no?
Infatti se volete qualche arma secondo me vi conviene uccidere Rekkis. Ma come ti permetti? Trigli qualcosa perlomeno. Pure scudino, dai. Dai vicino. Beh. Che fai tu qua? Passata signora madre dietro le spalle così belle. Io ce l'ho mai. Ah, lo vedi più? Vince ha detto Luigi che ti vede più con un prete mulatto che con una su. Lui in risponde comando. Non ti risponde perché ha provato, non gli è piaciuto. Dici tu, era necessario fare questa cosa? No, però l'ho fatta comunque. Oh, chiudi la porta. E fraga, no, che ci sti vari? State fermo, fatti i cazzi tuoi. Non si dice sti cose. Fatti i peni tuoi. Adesso sì. Adesso va già meglio. Esattamente, no? E ci vedi, ma già lasciata la pastiera e canco per mangiare, ma volevo portarla. Ci capito. Giusto. Grazie Vince per avermi aspettato, grazie. Prego, Anto. Ma Peppe in tutto questo ro cazzo. Da voi. Faccio pure un rimmevuto. Vince, hai detto che ti vuole bene lo stesso, anche se ti piace mulatto, Luigi. Ma parlano pochi, eh. E che gli vuoi dire, Vince? E poi ci spieghi in separata sì. Vince, raggiungici, ne stiamo scappando via. Se per lui, a Vincenzo piacciono solo se la dimensione del pene supera i 27 cm. A riposo. A riposo, ovviamente. Cazzo, vicino si carastuso però. Sei un po' vizioso. Proprio carastuso. Manca Gigina era a questi livelli. Gigino è più tranquillo. Ah, voglio... Ma oggi mi hanno detto che sono usciti belle e buone 100.000 casi di Covid. Solo perché hanno fatto più tampone ovviamente. Nel senso, i casi Covid stanno sempre se ne fanno sempre 100.000, anzi forse anche di più. Solo che non li tracciano tutti. Poi kill che si vanno a fare un buono, giustamente perché si sentono qualcosa. Oppure perché hanno saputo che hanno avuto contatto. Vince, ti fanno delle domande in chat, perché non rispondi? A to. Secondo me lo scoprirai presto. Per me questo lo dite voi. No, questo lo dico io. Quindi lo dice voi. Mi piace. Lama. Infatti, eccolo qua. Pezzo di merda, vieni qua, mi servono i colpi assalto. No, roba, fermata. Fermati subito, fermati. Chiurolo! Ah, giusto. Grazie ragazzi, grazie. Giusto che avrete come sapete bene i colpi, no? Io di assalto non ho preso niente, sto ancora a 160. E chi l'ha tu maialato? da io. Sei un maialotto. Vabbè, giusto un po', che ne tengo 100. Ne 230 tutto blocco. Sono più di 100, no? No. Come no? Ma che matematica ha fatto chi stacico? Infatti non l'ho Jacopo, piava do Peppe, però tu.
Io non l'ho copiato da nessuno. Matematica, po'. Parliamo di matematica là. Craccato uno laggiù. Arrivo. Se può essere definita matematica. Stanno lontani comunque per il momento. Molto lontani. Deciso, sta partita la vincimmi. Ho deciso così. Ah, ma stanno là. 25. Che piezze e merda, ogni volta che i miri si coprono. Io anche là sopra, eh. Ma che cazzo? 3 da 1. 17. Dove vado? Senti da lontano, eh. Non ci conviene andare a olio perché li sparano anche dall'altro lato. Craccato uno da lontano. Craccato quello con lanciarazzi. Ci mancava sulla nebbia, ma che ci facciamo veramente? Ci sono quasi tutte colpe, perfetto. Perfetto. Non ne spara se ne riesce a vedere. Però ma chi in safe io? Che fa chissà? Abbiamo gente anche a sinistra, eh. Io lo assoldo. Andiamo Come insieme. prof di matematica teneva una sua, addirittura. Come faceva a conciliare fede e logica? E l'ho craccato a quello là sopra con lanciarazzi. Mi stai buttando colpo quest'altra roba. Dove c'è? E non si vede niente, niente. Secondo me c'è gente là, eh. Sì, c'è gente là. Non si vede manco la sfaccima la maronna. Io qualcosina vedo. Come fai a vedere qualcosina? Non vede niente. Ma si sette Vedo in delle uno, ombre aiuto. che si muovono. Gente là. Le ombre che si muovono. Oh là no. Da là. Oh. Un maiale, eh? Si vede Sì, su- sta pushando. Oh, stavano iniziando noi. 18. Vabbè, andiamo da Peppia. Ah, oh, sta pushando vicino, siamo. Oh, qua l'ho craccato io. Sì, one shot. 122 gli ho fatto. Arriva gente, ma si è chiuso. Senti. No, io, ma sta in safe, io, sta in safe. Da curracca. Fino accanto. E sto qua. Guarda, guarda, guarda che maiali di merda. Scina vicino. Ah, ma ce l'abbiamo da lato. Questo è un Dai, pure. problema. Sì, sì. Zombato. Quante squadre siamo? 3. Troppe. Tengono il vantaggio che stanno Oh, io ho ucciso tutti quello. Quello ha ucciso tutti. Voglio, ma tutto a posto. No, voglio, non Sì, pushiamo, grazie cioè. a te. A me è una chiave. Ma questo fa tutto.
Prego un push. No. Per mettere però. Ma lo so. Gran coppa oggi hai visto. Ragazzi, Voglio. ragazzi. Dimmi. Mamma Oh, io mia. un Ma sta Voglio un pure in animale. safe il bastardo. Sta pure in safe il bastardo. Ma è proprio un animale di livelli incredibili, eh. Ci deve essere una bella cecchinata, non tenga manco cecchini che vi bip. Manghi. Sto facendo il giro con Antonio. Ma Allora che non... si fa? Lo distraggo allora. Sparo. Sta venendo a noi. Ci ha visto. Gli ho fatto un bordello di danno. Ma ora sta. Sta qua sopra da noi. Sei noi? Non continua tanto. Si è chiuso, bastardo. Ci sto No, giù, è ci sto sceso. giù, ci sto giù. Si è fatto pure male scemo. Pure ha preso Is. Continua a fargli male. Io l'ho craccato. L'ho craccato. Sì. 60 craccato. 22. Ciao maronna chi sta. Ma dov'è? In acqua. Come in acqua? No, sta curando io. Eccolo. Papà mocca! Guarda che tenevo, aiuto, teneva tutto oro, porca puttana. Vabbè, non usciamo da morire. Questo ti devo... Ah, ho vinto la medaglia pacifista. Perché? Che ci fatto solo 3 assist e manca una kill. Troppo forte. Vince una partita senza uccidere nessuno. Non fate la guerra, andate nu. No! Cioè, ma già avessi palla fine. Ma la giocherei, ma la giocherei. Chissà se l'hanno composta apposta per Fortnite sta cosa, oppure l'hanno preso per dare una canzone, sto motivo di sax. Chi è? Fai schifo cesso. Ho capito. Chi ha messo Ratatouille? Ratatouille. Oh, ma avete hittato, ma perché non parlate? Non l'ha nemichiva. Perché devi stare attento al gioco, Antonio. No, mo teniamo pure la corona della Maronna. Teniamo. Ah, ma ci conviene i coppo dirigibile qua. Senti, non mi parlare mai più così, capito? Mai più. Mi avete fiezze in mezzo. Di nominare? Mo capisci?
Ya, ma come ne faccio, Rupo, Azuki, Mammata? Sono pronto? Tengo tutto così. Guarda, attende anche io. Pompa qua. Mi hanno spottato. Arrivo. Perfetto, c'hanno il pompa a tamburo e mi hanno squagliato. Ma sei Anto, giù. quale parte di dirigibile non hai capito? Non ci sono arrivato. Oh! Ya, ma ha fatto cafiocino, mi ha pigliato a culo, ma piglia è viva. Ho fatto 25. C'è 75 cafiocini, 25 con la pompa, ma tutto a posto. Tutto bene, Giuseppe, tu come sta? Ma guarda il maiale, guarda il maialone. Sta sopra lui. Lo so. Vieni qua dietro, vieni qua dietro. Così bello rosso, vicino per mangiare la verità. Hai visto? Ma tu metti il sortillo, sai? Anche perché so che è molto bello. Mamma mia, come godo. Come godo. Io ho tanta voglia. Ce l'ho. Giuseppe, hai tanta voglia. Tanta voglia, facciamo l'amore. Facciamo l'amore? Come, scusi? Ma ho tanta voglia. No, guarda, ho già dato ieri con la mia raga. Ma io ti faccio bello bucchino. piace grande, Antonio. E ti metto pure di l'angulo mentre ti faccio bucchino. Io Cazzo. bene. È molto bello. Oh, tengo scudo, vieni a caravaggio. È molto bello. Scendo il giù. marchista, no? Ah, ero sta. Secondo me è sceso. Era aiuto. Ah, ma sto Non già è scino. Se piace il pisello dentro le pacche. Oh, amici, vieni più il jetpack. Te l'ha insegnato tua madre, quella grandissima maiala. E poi andiamo volando, ci sei? Vieni? E girare il tango con bocca che mi bivo. Oh, ma ci sparano già, ma che ci facciamo? Dice, ma che cazzo stai facendo? Ma ora si è morto, ma dentro, non stava sopra. Sopra. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Giuseppe? Cosa hai fatto? Ma che cazzo? Ma non ho capito, ma che è successo? Io non ho capito. È giusto che si mi è scoppiata una Gesù bambina a vapore, scoppia. Ma oh! Peppe non sa picchiare da guarda. È già accesa uno. Mi ero scordato che ne mise il jetpack, ci mancava solo stata. Spara. Non ci piace che da dove sta qua? Sta sotto, Ce l'ho la scheda, scappata ce a l'ho. tempo. Ce ne potremmo fuori, oh mettete qua dentro e spariamoci con cannone. Ma come No, mi spari? devi mirare e poi ti sparo. Bravo, Giuseppe, complimenti. Ma che gioco di merda. Ma che gioco di merda. Ma tu ti spara all'alza la maronna, no? Giuseppe! Devi tenere premuto mira! La mira devi tenere premuto. Mo capisci o no? No? Infatti sto scendendo. Ma c'è gente che ho visto un tronco che si muoveva. Ormai sono sceso. Che si muoveva. Sì, c'è gente comunque. Sì, taggio lì. Ti metteva pure un so retillo. Ce faranno i nostri eroi a ravvivarmi? Vogliamo mandare da parte direttamente, dimmi tu. Questo non credo. Voglio accirere a chi sta rossa. A destra. No, ne compagniamoci. Però si fermano a avviare il Cirim. 172 a quello a destra. Culo. 21. Oh, una coppa mondiale. È una coppa mondiale. Cacciamo, va. Scendi vicino. Non è che curo. Maronna mi. Ma Uno è stanno morto. via da Vicenza. Come stanno via da me? Io sono già acceso.
Uno è morto. Sta curando l'altro. Come c'è? Invece tu è culo che ne... Ma pure tu stai inguaiato, io scendi manco cazzo. Vieni in do mare, vieni, do fiume. E a chi l'ha già ucciso perché una volta tanto che se sparare a te l'ha preso alle palle. Ah, proprio alle le palle palle. fa più danno allora. Esatto. One shot. Poi. C'è 2 bombe, beh. Iron Man me lo ricordavo diverso comunque. Io non mi ricordavo che si tipo jetpack popolare, però. Neanche che nuotava, però. Beh, tengono una mela. No, ci hanno riavviato il camera. Ah, pensavo, no, tieni una mela. Aspetta, che ci a chi... Fammi fa meglio. La mela. Importante per la salute. Contiene vitamina? Ah, Oh. BCD. ah, bronzatissima. Chi le va a morire, Se piace però se deve essere pro player e andare in mezzo alle ringhiere per farlo. Un materiale per starmi inguaiato. Non è niente proprio. Parlo perché io tengo ricende ligname. Mamma mia. No. Fu falignamo Vincenzo Indavi. Dai, ulanno allora. Nel senso che fai 6 cotti. Si è appicciato pure. Hai visto? Proprio pronto? Redimimi! Andiamoci in da macchina subito! Quale macchina? Subito! Vieni! E neanche niente però. Allora, poi ti porto un safe all'usato. Bravo, mi sparano. Redimimi! Vedi mini. Ancora, ma quanta gente sta tornando in vita? Ciao facci Ma veramente. pinnacoli, sì. Pasqua è passata però, voglio basta. Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? La gente si spara. Ma io vedo tutto strano, che è? Pure io, ma non si leva. Ma io non si vede, ma che è? Manca a me. Poi... Sembra No. che sto correndo. Ah, ma 78. 78, ma in continuazione. io che gioco bastardo, io veramente. Oh, ma che se mi serve? Dammi un'arma. Rammo spray, maledetto! Un po' sopra. Rosico, non è niente, non spra. Non ho capito se mi stanno sparando o sono solo i colpi. Che arrivano da lontano. Terrato uno laggiù. Craccato uno laggiù. Mi sembrava un po' un bot però. Sì, sono bot, mi più roba. Bravo, mi serve. C'è gente qua giù però. Fra, mi serve di tutto, a me mi serve. E anche io c'ho un carro armato. Maron. Anto, scendi giù, c'è roba. Fra, c'è un carro armato giù. No, sì, sono usciti dal carro armato. Ah, ok. Ma non c'è niente, se l'avete pigliato voi, l'avete pigliato. Andiamo in da macchina. Non so, non posso sparare, non c'ho colpi. 29. Quanto qua la roba? Shamaron l'avevo craccata a kill piezza e merda. Dove stanno visti? Stiamo a bash. Anto, ma non hai visto la roba? Ah? Ma per chi, roba? No. La roba, vuota lasci. Sì, tu stai sparando a chi? Ah, finalmente un paio di colpi. La gente è più avanti qua, Aro. Qua voglio qua di Sono un coglione, devo morire questa notte. Cosa? Ti ringrazio. Cosa qua? No. Ok. No, io. La gente. Io ma in safe. Fattiamoci in mezzo. Secondo
come fa una persona a essere più coglione di me? Cioè deve essere veramente uno uno... scudino, non No, voglio una tavoto stufato, non bevo niente. Pure a me. Io salgo sul Uguale. dirigibile e mi sparo. Ti spari perché non vuoi Ti sparo. uccidere. Esatto. Dai, no, Vince, hai tanto per cui vivere ancora. Pensa ai tuoi 3 figli. Ma non sta giocando. Ah, sta qua, dai. Oh, c'è della roba là. Dici sto qua. Ma dove ci sparando? Da dove sono usciti fuori? Oh, sta andando jetpack, muo cagno. Io ce l'ho sotto. Oh, qua, vabbè, ci sta pure io volo. Lo so volare. direttamente. A posto, infatti. No, gli mi affonata la macchina. Sta gente Cristo qua, maledetto. c'è gente qua. Poi mi cuttica. Oggi, ma in magna, che già fa? Oggi è morto, oggi Bianco? l'ho squagliato, io. L'ho Ferrato. squagliato. Ferrato uno, bisogna di una mano. Ma è uno che sta là al fianco. C'è anche gente nel coso, No, dammi Nello questo. scafo. Uno è atterrato, eh. Ah, sta qua, io sto qua sotto. Ah, no. A me bombea vergine. Ci sono, Vince? Ma ci sparano? E siamo Sì, in ma mezzo, rotto- ovviamente. Cioè, voi non potete immaginare quelli da dove stavano sparando. Da Li sto dove? vedendo, li sto Ma io, vedendo. ma da dove mi hanno sparato? No, voglio. Ma da dove mi hanno risolto? Lui. Follia, io. Se il Follia. participio di asciugare è asciutto, il participio di prosciugare è prosciutto. Oh, ovviamente ci hanno trovato giusto niente. Questa è una domanda che devi porre a Vincenzo. Lui con la sua saggezza saprà risponderti. Vince, rispondi a Luigi. Prosciutto crudo. Gran biscotto. Provagna. Solo che non ingarrano tutti i colpi, un bocca che c'è stramoppate. Cioè, voi mi hanno fatto fuori da 3 colpi. Lasciamo perdere. Ma a me non mi è tratto una colpa a me prima, Vince. Signore maledetto del Cristo morto redentore, no? Il caffè della Peppina lo si beve la mattina. Con la te. Allora, go. He will stand there strong in his eyes is flaming glow. Guarda, guarda, ma... Oh! Cioè, se balli riesci a evitare i colpi, incredibile. Vabbè. A posto. Ecco, questo è facile. Ora mi viene a bestemmiare 18 troie diverse. C'è anche la nave, andiamo alla nave. Quasi quasi. Vabbè che dalle case ci sparano, però vabbè. No, infatti, mo vai tu alla nave, mi metto alla casa, almeno ti posso coprire in qualche modo, sennò che cazzo... Cambia a fare se non ti giochi i cavalli. Ovviamente, come sempre. La mitraglietta. Madonna, che è Natale? No. Non ho capito. Qualcuno vuole questo? Lascio 6 colpi vicini.
Quasi quasi. Non so, mi fa piacere, a me qualcosa mi fa proprio schifo. No, raga, non è che mi fa piacere, è che è l'unico lanciarazzi che ci sta, cioè. No, meglio non usarli. Ma più che altro che mo ci stanno pochi carri armati, non ne vale tanto la pena. Ma poi lento, 3 ore per la mia danni. Viva la vita. Cioè, se ti dico viva la, tu che dici? Figa. Lo sapevo, proprio per scontato. Cashburg. Zuzzosa. Poi invece dice viva la. Termodinamica. Secondo me vince Pep. Quale dei tre principi ti piace di più? Il settimo. Giustamente dico quale dei tre. Ma che mi spara a fare su scemo? Di sfogo? Un bot. Allora. C'è sta. Ci vedrei. Io troppo perché non poco con l'audio di Teresa che da troppo tempo che non lo sento. Ne sento la mancanza. Questo pompo da lontano fa paura sto pompo. Voglio mi stanno struppiando. Arrivo. Va bene, le loro. Voglio, ma chi si partono tutte sparate? Voglio, le loro madri fanno dei mestieri incredibili. Vabbè, non ho parole. Non ho parole. Madonna, voglio, me l'ha fatta la pelle. Le loro madri fanno dei mestieri incredibili. Voglio, ma da quanti lati sparano? Non lo so, però mi hanno struppiato. Perché Sono io c'ho lati, uno sul tetto. Io c'ho una jumpy, Voglio, mi ha rotto cazzo chi là di te. Pensi di un beverino. 18-28 è scesa alla D che è stramorta. Atterrato uno, atterrato uno. Sulla sinistra. Craccato l'altro. Bianco. 26. Senti da destra. Tu già mi ha rotto il cazzo questo. Ah, GP, non ce la faccio più. Sotto. È quasi morto, è one shot, è one shot. Errato. Fa mocca. No, ma già fornì. Com'è la situazione là? Morto questo. Fa mocca. Andiamo da Pep. L'ho ucciso oggi. Ah, e gli altri? Sono tutti morti. Uno l'avevo atterrato, questo qua l'ho pushato, l'altro l'avete ucciso voi, no? Sì, sì. Uno ne abbiamo ucciso io e Vincenzo, tu due ne uccisi. Uno l'avevo atterrato io, perciò ho pushato. Ah, ok. E poi siamo a posto. Siamo più. Giuseppe, scusa se non so la matematica. Però sei un po' razzista. Cioè, Scusa, è esagerato, scusa senza la matematica. cioè, perdonami, veramente. Fucile di del cacciatore, questo cecchino e merda, no? Però, cioè, non mi sembra un buon motivo per fare di me la tua troia, cioè. Perché vuoi? C'è quel coso termodinamico qua, come cazzo si chiama? Termodinamico. Ma mi sa la parola in capo chi lo stronzo prima. Sì, me lo prendo. Ma penso solo alla termodinamica. Anche se tengo pure il cecchino, però vabbè. Ma no, per me ora esiste solo la termodinamica. Ando, ma hai pigliato lanciarazzi? No. Gli dà termodinamica. Lascialo subito. Fermati subito, fermati. No, non l'ho preso comunque. Vincenzo è un burlone, ragazzi, è un burlone. Dove è una casa vostra, dove si fotte a migliore vostro, però Dio. Ma che cazzo bussa a fa? Che cosa? Che cazzo bussa a fa? Che cazzo No, non bussa a ho... fa? No, quella cosa che hai detto prima non ho capito. L'ictus che si chiama. Simile ma migliore. Ah, proprio a livello potente cerebrale. Esatto. Brava. Emozioni potenti. Brava, quelle che non puoi provare più perché ti sei bloccato a passeggio a rotelle. Perciò sono potenti.
Bravo. Tanti non sarebbero potenti. Sai come cazzo ha fatto Stephen Hawking quando stava sulla sedia della fa 3 figli? Ce l'ha fatta sì, che una vita ci faccio sempre sta una flota in da face. Dai, ma che schifo. Troppo diretto. No, ho visualizzato, è quello il problema, sei sotto di... Bella, è piaciuto però. Vince, viratelo tu, per cortesia. Fai proprio un buchino, andavo. La colpa è a me. Io raggi questo pompa bianco, ma non erano pompe di barba, la mia di mop di chi astra mop, tutte mop. Mi sto avviando in safe. Proteggi Loki, elimina Maronna e Mondo Vergine. Che camma fa? Anto, Che c'è? Dei gradi della macchina che tengo io della temperatura. La lancetta sta sul 100, ma che vuol dire? Hai buttato la guarnizione, stai fermati subito, fermati! Vabbè, sono ferma, sono Ah, non sta! Hai buttato la guarnizione! No, perché io sentivo una macchina che faceva un rumore strano per mettere l'acqua. Ma hai bruciato tutto con la mia staccina, ma tu me la puoi mettere l'acqua! Ma scusami, queste sono cose che devi vedere tu. Ma stai calmo. Ma che sangue di Cameron! Non stai, sei! Oh, aspetta! la coppa ci spara, Anto. Mi hanno, cioè... Mi hanno distrutto io. Da sopra stanno questi di puttana. Uno l'ho atterrato. Ho anche finito. Tirato 2. Mi sto un attimo caricando le armi. Su bambino vergine. Prendo la scala di Vincenzo al volo. No, ma c'è uno! Porca madonna! Morì. Ho fatto la giocata del gorilla pazzo. Se n'è andato. Mi sta inseguendo. 19. E ma casca Da di sopra, Vincenzo. A me ci piace di Vincenzo, me ne foto. Madonna mia. Sì, però sta gente veramente c'ha dei problemi, Veramente c'ha dei problemi, Perché sento il mio rimbombo? Che succede? Ah, ecco. Ma che dici si è pigliato? L'ho preso. Già stai contento che l'ho preso? Grazie Anto. Grazie per... Oh! No, vai giù. Cosa mi stai narrando? Ma io, cioè, mi hanno distrutto. Sempre sta all'angoppo. Ho preso la safe e l'ho stoppiato pure. Se vola è morto. Ma il problema è che la safe ma ci pigliano. Si spara questo mo. Ma dov'è? Non lo vedo. Andiamo, Peppe, andiamo, c'è la jump qua. Peppe deve andare, è lontanissima la cosa. Sì, sto venendo. Aspetta, facciamo. Madonna mia. Ok. Ma perché sti partiti? Ma perché sta gente? Ma perché non morano? Grazie perché. Vincenzo, non essere triste. Io faccio quello che vuoi. Ma non rompo il microfono, che ti sangue sta. Ah, ma io sono senza materiale qua. Ma che cazzo è?
Un'altra jump. Non è quotato come sparano mo che sto appena a terra. E ma ora riavviamo a Vicenza. Ai Jones. Vabbè. Un momento. Dici? Roll in me. Vabbè. Wait. Dici? Wait. Era pure in me, Vicenza lo vediamo, solo ai Jones ultimo sus. Mi sto facendo un attimo il medikit, Fredde. Allora Bello, stavo per rispondere io, però ha provvisto con la sua. Con il suo aplomb, con la sua immancabile savoir-faire, Vincenzo. Chi si mi rompono cazzo, tanto. Ma stanno sparando pure a me. Dove Ma lo sparano sti figli di puttana. li rianiamo a Vicenza, però. Che vita sparano? La bascia. Non ho capito, Vince? te lo dico tra un po'. Schifo. Come fa? Fra. E mi è sta a pigliare una pizza. Tu? No, magnasse pure io. Ma deve essere un buon guarda, però. E non so perché ho voglia di margherita, belle buone. La pizza non pigli quasi mai, però. Peppe! Ti copro, prova a scendere. Non ce la Ti faccio. vedo. Mannaggia Maron. Da solo? No. Infatti non sapevo che ora mi va a giro. Ma chi? Azz, vicino. Le galline ci sono. Fai queste cose alle mie spalle, ne? E non mi dici niente. C'è un Raffaele che ti snitcha. Come ti permetti? Scusa, Raffa. Hai staccato la TikTok con un rotto e non mi hai detto niente. Esatto. Oh, io pensavo che io stia nel cespuglio e mi sono venuti a pushare fino là dentro, ma tutto a posto. Secondo me sì, è tutto a posto. Oh cazzo, m'hanno visto. Non lo so, Vedi, non risponde, eh. Perché lo sa, Raffaele. Che ho maiato. Che mamma.
Ma me lo vedi in separata sì. Vai giù. Vai giù. Ma che sta succedendo? Guarda, guarda, ma tutti su Peppe, ma è incredibile. Mula? La mocca. Vieni una dopo, vieni, ho capito stramorto. Non so perché mi aspettavo nulla di Peppe. Ah, no! Devo finire qua sto coso, ma ne diciamo... Ah! No! Che cazzo è successo? Il bomba quello là che ti spara per là. No! Madonna mia! Sta succedendo? Sì, vabbè. Fa bocca. Lo tieni, lo tieni il materiale. Madonna mia. Non sei in safe, eh? Eccolo. La fa in bocca. Stiamo cercando di non fa burdello, non dà fastidio a Peppo. Sta in due schermi Peppo. Sta aspettando proprio. Ma là la gente rotta. Beh, siete 3 contro 1. Sono gli ultimi. No, secondo me... Ah, si chiama 3 contro 1. Sì, sono gli ultimi. Ho controllato. Vabbè. Oh, hanno curato pure quello che ho atterrato, voglio. Che ho atterrato uno di questi? Questo qua che ho Sì. atterrato. Guarda questo che balla sulla tomba della madre morta. Ci facciamo l'ultima che per stasera pure abbiamo dato. Direi proprio di sì. Proprio? Domani però penso probabilmente che non ci sto io. Comunque. Grazie perché per il pisello. E beh, se la meritano pure quella frase, Raffa. No, trovare una partita, stiamo che merda, oppure a aprire a Cock Sand che scende la Coppa Pataterna. Tu. Tu. Io vado a dormire, che è successo? Ah.
Dici, pare che stai facendo cadere i cock bomb, stai facendo cadere. Fa pure l'effetto, fa. Lercio, voglio. Zelensky si confonde e chiede aiuti militari a Putin. No. Ormai si trova, là, che sta tutto quanto. Voglio, ma sta andando una situazione di merda, cosa faccio? Tiene una guerra in capo, te. Però effettivamente se chiedi a Putin sicuro te li dà, nel senso poi con tutta la roba che c'ha. Già, no, in realtà già stanno là, se ci fai caso. Stanno solo puttane, stanno solo uccidere i soldati. Dice, quindi spariamo di più. Madonna. Che poi se fossi a Zelensky fino a Putin dici, ma che vai tu run, di più. Ti metto in culo con ritorno. Ti metto in culo con ritorno, veramente. Però non ce la faccio. Ma perché te ne sta male di kill? Colpisce da piccoli, se non sbaglio. Ho capito, però manca fa così, si poteva pure. Gente. Vai, Che te la stai dicendo, no? ho capito, ma già manca mi supera in terra, però, cioè. Che ovviamente una via non si può mai fare, o tutto pompa o nessuno pompa. Cioè, io non ci sta una via mezza da stio che cazzo. O marrone da compagno, o marrone mondo vero. Mi sembra anche giusto. Vado Vabbè. Voto da chiurimmi. Grazie per Pep. insieme a mai trovo il baule KD, mo che c'è stramorto. Tutti i sound? Tutti morti. I morti mi? La musica in merda che c'è stravivo. Ma così. Allora amici. Come mi fa? Uno scudo, bello. C'è sti scudini, cadini, scudini! Va bene lo stesso. Ora Jude! Esatto. La gente si spara nel frattempo. E io ti ringrazio. Magnatil. Piecoro. E un? Manuel. Dove stanno? Tiene sotto, lo so. Qui la nebbia. Manca mora. No, non che non sale. Sta mocca. Ya madonna mia. Cioè, ma che teniamo il zucchero, veramente. Dove sta chi sta? Finiscila, che sono pure. Madonna mia, che schifo, vicino. Ti giuro pensavo fosse reale per un momento. Ma non li distingo più. Ciao, puttana in mano. Sinistra. Cazzo
Ammazza! Bot. No, è scazzo e basta. Perché non sono tutto così a gente, non capisco. La scadatoia. Macarena. La scadatoia. Fra. Non ti ferma a lutare, non ce la fai se no. Sta fuori. Dall'altro lato. Dall'altro lato. Hai 20 secondi. Ah, ecco. Questo camion è là. No. Dietro. Va, di fronte, di fronte. Corri ragazzo laggiù. Corri sempre di più. Ma manco per scenata ora. Vicente si è rotto il cazzo. Mo ti tocca. Dicevo, ma quando rompo cazzo, dillo, noi andiamo a fare le grandi death run dove Peppe ci dà ancora più in culo. Ma ti scordate, sai? Devo fare. Ah, potremmo fare la creativa, ci tra seguo io. Venerdì, Venerdì rimane. Venerdì la facciamo. Venerdì creativa, ragazzi, fate entrare tutti i vostri amici e supereroi. No. Per tutti i supereroi. No, ho sbagliato. Che mettiamo come prezzo per entrare? Un bocchino con un rotilla in culo? Bravo, è molto bello. È molto bello quello. 1000 euro. Corri sempre di più. Pam, pam, pam. Molto bello. Molto bello. Emanuele ormai mi ha piato schifo perché glielo nomino ogni 2 o 3 quello. Ma sei molto bello. Perché l'ho detto quello che gli dico pure io. E che lo sa, non mi risponde. E tu sei molto stronzo. Sbaglia, non è così che funziona la vita purtroppo. Quindi ho ragione io. Certo. Jenny bello. Allora, la prossima volta parlaci tu. Anche se non, tra essa e Marino non so chi è più esasperato, visto che l'uomo e il cervello quando ci visto hanno. Questo dite voi, io non tocco il cervello qua a nessuno, è chiaro? No. Ok, Maria, aggiunta la risposta. Anche perché tutto quello che dico io è molto bello. È molto bello. Ma io t'andavo voglia. T'andavo, Mincio, t'andavo voglia. Ciao dell'angulo. E non posso. Sì, da solo. Mincio, t'andavo voglia, facciamo l'amore. Amici, mettigli un ditino al culo, è molto bello. Mincio, facciamo l'amore. Io sto pingando pure a un vanino, ma t'ha cacata proprio. Un secondo, sto cercando di lottare poche colpe che non tengo niente. Poi Vincenzo vuole fare l'amore. Dice perché non vuoi fare l'amore. Guarda che è L'amore molto di tutto bello. quanto. Grazie. Comunque i ping sono alluati, Oh, Vincenzo stavo via conmigo perché faccio sussurro. Ah. Se stava dormendo con un divano, dice. Dice, ti prego, perdonami, non la faccio più. Stiamo entrando mi fanno giro coppa alle fa. Sì, 20 anni fa? Io giro coppa OnlyFans. Oh, ma che sparano? A te, Anto? No. Non mi arrivo. Ah sì. Meno male. Guarda sta chi. È un po'. Grazie per il loot, c'è il Barret blu. Invece vai, La devo pigliare. Ce l'ho un check-in. Pensa, veramente ci fa strate, manco Barret. Ah, ma non mai ci fa strada, ma sono solo stanco. Ma stanco di che? Ma chi sta faticando, vicino? Oh, stanco di sto che ma. Io che ma. Inge, lo vuoi inventare un altro gioco, no? No, mettaci Le vogliamo fare 5-6 milioni di euro al giorno, no?
Posso pure un momento vicino, cioè io sto ancora Vaticano a PS7 perché tu non Bravo. prendi niente, ma ti rendi conto? Bravo. Cioè io non so, guarda, così pazzo. Là, ma Diciamo- voglio su. Così scicazzo. E chiamo mocca Ah, ma potevi mai pure coppa Fall Guys, a una scordata. Anche se Vicenza è riuscito a chiave in Maronna pure là da sé. No, c'è gente che mi spara. Vabbè, sono chi? Ah, sei tu? E perché lo stai sparando, scusa? Sto No, sta sparando sparando là! Ah! E poi io non sto proprio vicino, io che ne so. Smezzo. Aspetta. Cazzo dicendo, ma che boh? Ma io non... Ma che bello Anna. Grazie ragazzi. Voglio, Anto, devi prendi i colpi, ce li ho. Ma solo assalto mi servono un po' Io ho di gioco. smezzato, ragazzi. Mi serve un po' di assalto, dai. Vabbè, Sto a mi posto. dici, cioè, ma- No, va, pigliati, mi serve solo assalto, veramente. Ma che vai run, ne, Pippo. Pippo. Ma mo la porta sta... Su Diros che ne è merda. A proposito di Anna, ma Rus? Si è vista io stasera, sicuro. Ah, è vero. Sento anche scorne Ah, io non campane. mi è venuta la partita, a proposito. 2-0 se ho visto bene. Io è Da merda. Pietta ricevi 5. Ah, addirittura. Ma non stavo fronte, scusate. Questa era brutta proprio, però. No, quello veramente. Cioè, Antonio. no, quello veramente aiuto, cioè. Ma l'ha acchiappato in fronte e torna alla rete. È venuto a fare 3-4 gol a Fiorentina. Esatto. Ma non stanno per. C'era uno sul dirigibile che era talmente lontano che è scomparso dal mio schermo. Incredibles. Poi ho sparato lo stesso perché sono un temerario oggi. E già vacciniamo, oggi un biscotto ci camminà. In effetti. Ci siete? No. Ma no, vicini. Io la autopinga la jump, ma che bello. Cioè, fra, ti giuro, sento proprio lo stomaco muoversi. Che schifo. Era Mi quello. sparano. Da destra. Sì, da là. La sparano non a noi però. 120. Uno l'ha ucciso. Terrato uno, ha girato in spalle direttamente. Fatto buono. Non pare che so botto. Sì, sì. Non lo dire, la gente non lo sa. Best player, let's go. Mamma mia, che pro player, eh? Ma Ah, è un gol. il secondo che ho ucciso sicuro era bot. Il primo probabile, però non ho fatto in Ma tempo era a pieno farlo. di materiale. Oiu. Stava chi nei materiale, kill. Chi le bot non ha niente da fare, quindi lui. Mamma mia, buono. Un regalo, meglio dell'amo. Io mi ha dato 900 ligname ma tu. Siamo in endgame, Parlo per te. Oh, hai visto è uscito il trailer di Thor? Bellissimo. Che cazzo? Con Sweet Child of Mine sotto, come cazzo fanno a essere brutto? Solo la canzone azzeccata, va bene, va benissimo. Mitraglietta da combattimento viola. Certo che hanno aspettato proprio all'urdo a tutto, può farci, cioè esce tra 2 mesi. Effettivamente. Di mesi, a luglio. Atterrato! Come atterra? Boh, ci viste prima per Come cazzo ha visto? Non ne riesco manco a vedere. non muovo turno che figlio puttana. Ma vanno a curare che lo scemiaggio ci Yeah. pusciava giù. Probabilmente far scoppiare la bomba di benzina può essere una buona idea adesso. Ah sì? No, voglio, stanno carro armato. Buono. Ma 600 fa il barret al carro armato?
Sì. Gente là, attento. Di a carro armato. No. Certo. Sta uno qua sotto. No! No, 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 no! Gaia! Ma perché non mi costruisce? Perché? Perché non mi costruisce? Ma perché? Perché non mi costruisce? Perché? Mannaggia quel porco, ah! Il fatto è che ero pieno di cure, io ma si fanno tutte le mie splash, tenevo 6 splash, te ne. Dietro, dietro. Raro, mo. Switcha materiale, vai, switcha materiale. Oh, tira sotto, tira sotto, tira sotto. Bello. Maro, vai giù. Senza senso. Ma cosa è diventato questo gioco? Io cosa è diventato, maronna? Gop, vengo, Gop non si protegge. Ah sì. Ma esci. Quanto cazzo di scudo c'ha? Mamma mia. Ma questo pompa bene, non so come fai ad usarlo, eh. È inutile. Perché mi ha trovato perché in strisce mica. È proprio inutile. Tira a destra, tira a destra. Pure annanzi. Madonna mia. Vabbè, Ma che stanno i casi? In da centralina la Telecom Chris. Ma com'è possibile? Come cazzo è possibile? Io ho visto scene meno aggressive al TG1 comunque. Hanno pushato finalmente a Sì. Maronna. Fatto scudine fa. Hanno le stesse pa. Ma rovac. Boom. Boom, morto. Eliminato. Grande caduta. Te una capa fuori kill. 3 contro 1 per. Ma da voto. Sì, se non c'è chi uno penso che è proprio. Abbastanza. Dove me ne ha pigliato pure. Sì, Non è, sì. no? Sì, vabbè. Babbo. Ma... No, perché l'ha messa là la scala? Che Ma sono ovunque, cioè. Ah, boh, considera perché avevi poca vita, perché non eravamo forti. Mamma, andiamo in lobby. merda. Dimmi quanti cose mi ha pigliato e poi stasera mi arato io.